Opere pubbliche, scuole, piazze per lo sport, lo stadio del ghiaccio, piste ciclabili per la mobilità, ma anche case con l'efficientamento di complessi residenziali. E poi progetti per superare barriere fisico-cognitive al Museo Eremitani e nuovi bus elettrici. Un'opera complessa a gestire i fondi del PNRR per Padova che ha agito grazie a una cabina di regia. Se non ci fosse stato un coordinamento preciso, puntuale, cadenzato nel tempo, di 3 mesi in 3 mesi, di 15 giorni in 15 giorni, non dico a caso i due numeri, perché un conto è una regia generale e poi un coordinamento di sistema tra i vari uffici, non saremmo arrivati al punto in cui ci troviamo. 15 progetti per la digitalizzazione. Siamo riusciti ad adottare maggiori misure di sicurezza per i sistemi informatici, abbiamo migrato i servizi digitali del Comune al cloud, ma soprattutto per quanto riguarda il rapporto con cittadine e cittadini abbiamo semplificato la possibilità per loro di accedere ai servizi del Comune e di comunicare con l'ente. 8 milioni sono andati al sociale con una rivoluzione nella realizzazione dei progetti. Da qui in poi evidentemente le gare che andremo a fare andranno a rispondere al problema di come attivare anche la popolazione e la solidarietà cittadina per prendere in carico le persone in stato di fragilità, e stiamo anche cercando delle risorse per riuscire appunto a portare avanti tutti questi progetti che ci hanno consentito di dare una mano veramente in più a tutte le persone fragili. Notevoli gli investimenti sul verde con il fiore all'occhiello rappresentato dall'ampliamento del parco Iris, per cui la fine dei lavori è fissata al 31 agosto. È uno dei pochi progetti che ha la possibilità di continuare le lavorazioni anche oltre la scadenza del 30 giugno e presto potremo dare quindi questo polmone verde aggiuntivo alla città di Padova, anche perché sarà un parco di dimensioni tali che sarà un parco che richiamerà persone sicuramente da tutta la città, con degli standard ambientali molto alti, perché oltre alla dotazione di verde abbiamo un edificio che sarà un punto servizi al centro, realizzato secondo i migliori standard. Il PNRR ci ha portato a doverci misurare con i migliori standard, quindi non solo fotovoltaico, ma addirittura anche una sonda geotermica per recuperare il calore dal sottosuolo e risparmiare energia.